De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 81. Finalmente siamo a casa. E Cirillo, hai fatto i compiti? Sì, cioè non li ho ancora finiti. E come mai? Erano tanti. Ah no, ma è arrivata una lettera. E chi ti ha scritto? Non lo indovinerai mai. Allora dimmelo tu. Ha scritto il mio amico Kim. Ma Kim non sa scrivere. Ho imparato. Ti ricordi che quando siamo partiti gli ho lasciato un biglietto per salutarlo e ringraziarlo delle bellissime avventure? Certo che mi ricordo. Quando ha avuto in mano il mio biglietto, si è accorto di essere sordo e cieco. Come sarebbe sordo e cieco? Dice così nella sua lettera. Sordo perché io gli parlavo attraverso il mio biglietto. Ma lui non capiva cosa gli stavo dicendo. Cieco perché vedeva, ma senza comprendere quello che stava vedendo. Allora ha deciso di tornare a scuola. Ed ecco qui il suo biglietto. E sono proprio contenta per lui. Dobbiamo rispondergli. Chissà che un giorno non possa venire a trovarci. Per tutti, mamma! Sarebbe bellissimo! Allora scriviamogli subito. Ma dove? Qui non c'è l'indirizzo. Si è dimenticato di scriverlo. E adesso come facciamo? Beh, proveremo a rivolgerci all'ambasciata. E adesso finisci i compiti e poi penseremo a rispondere alla sua lettera, eh? C'è il temporale! E presto, aiutami a chiudere le finestre. Per tutti, mamma, che fa paura. E non aver paura, non è nulla. E vedrai, passerà presto. Pagine 82-83. Guarda, sta già tornando il sereno. Ah, c'è anche l'arcobaleno! È bellissimo. Ma non ti pare che ci sia qualcosa di strano sull'arcobaleno? È vero, ma non riesco a capire cosa sia. E presto, vai a prendere la macchina fotografica. Eccola! E così forse domani in redazione potremo sapere qualcosa su questo strano arcobaleno.
strano arcobaleno, sembra che nasconda un messaggio. Questo arcobaleno sembra quasi... Sembra quasi... Ah, ma no, non può essere. Sicuramente mi sbaglio. Se ti decidi a dire quello che pensi, potremo stabilire anche noi se sbagli o no. Non sembra anche a voi un pentagramma colorato? È vero. Sicuro! Brava Camilla! E questi punti? Allora, se questo è un pentagramma, questi punti sono? Sono delle note. Capo, tutto quello che sono riuscito a ricavare dalla foto è questo. Vediamo. Beh, meglio che niente. Ci sono delle lettere e delle note. E sembra un messaggio cifrato. È sicuramente un messaggio cifrato, ma quale sarà la chiave per leggerlo? Ho una proposta. Ognuno di noi prenderà una copia di questo messaggio e penserà a una possibile soluzione. Forse qualcuno di noi troverà la chiave per leggerlo. Non c'è altro da fare. Insomma, non potreste pensare senza far tutto questo rumore? Ma non è un rumore. Che cos'è? Sono le idee che si scontrano. Pum! Ma le idee non fanno rumore. È vero. Eppure io sentivo un rumore. Ragazzi, non vi distraete! Ecco di nuovo questo rumore. Ma possibile che non si riesca a pensare in silenzio? A meno che... Filippo! Sì, capo. Prova a pensare. Come così, sui due piedi? Anche su uno solo, ma prova e voi fate silenzio. Va bene così. Taci e pensa. Ho capito. Filippo, ti prego di non pensare, fai troppo rumore. Lo sapevo che era colpa mia. Andrò a pensare da un'altra parte. Oh, vengo con te. A me non danno noia i rumori dei tuoi pensieri. Lo sai cosa ho pensato? No. Questo arcobaleno è un pentagramma. Infatti. E queste sono lettere dell'alfabeto. È proprio così. Allora anche queste note devono corrispondere a lettere dell'alfabeto. Ma quali? Dobbiamo scoprirlo. Così il capo imparerà a rispettare quelli con le idee rumorose. Ben detto. Ma come possiamo fare? Salve ragazzi, cosa sta succedendo? Niente di speciale. Poi te lo racconto. Saverio, abbiamo un problema. Guarda, cosa ci capisci? Io niente. Ma ho un'idea. Ma non si è sentito nessun rumore. Se queste sono note su pentagrammi e queste sono lettere dell'alfabeto, basta inserire i nomi delle note e... È stata la prima cosa che il capo ha provato a fare, ma non funziona. È pronto. Pronto? Sono
Sono il professor Fontest. C'è il capo? Sì, ma è molto occupato. Pazienza. Volevo solo sapere se lui conosce musica da titolo Sonata in B minore di Beethoven. Scusi, com'è che ha detto in B minore? Sì? Senta, professore, ma possiamo venire subito da lei per un test? Nessun test sfugge a Fontest. Venite subito. È semplicissimo. Guardate, nella lingua inglese e nella lingua tedesca i nomi delle note corrispondono a lettere dell'alfabeto, così come è indicato in questo schema a pagina 83. Basta sostituire alla nota la lettera corrispondente e troveremo la soluzione del messaggio. Per tutti, mam! Presto, proviamo. Allora la prima nota è un Mi, quindi corrisponde a una E. Scriviamo la parola qui sotto. La seconda è ancora un Mi, e perciò... Pagina 84. Se il tesoro vuoi avere, cerca dopo il temporale. È più chiaro di prima, ma non troppo. Dopo il temporale? Ho capito. Cioè, non ho capito niente. È chiaro? Facciamo il test delle associazioni. Per tutti, mam! Che cosa sono queste cose? Facilissimo. Se io dico una parola come temporale, tu devi dire la prima parola che ti viene in mente e che abbia una relazione con temporale. Tra tutte queste parole, prima o poi troveremo una soluzione. Comincio io. Temporale. Bravo! Ma bravo non ha nessuna relazione con temporale. Diceva bravo per dire bravo, non per dire bravo. Ho capito! Allora, a chi tocca? Facciamo il giro così. Filippo, Cirillo, Saverio e poi io per ultimo. Temporale. Acqua, Bicchiere, Aranciata, Sete. deserto, sabbia, Camello, Oasi. palma, albero, Foglia, Verde. semaforo. Incrocio, Mulo. Mulo? Ma che c'entra il mulo con un incrocio? Il mulo è l'incrocio tra un cavallo e un asino. Cirillo! Io non ci capisco più niente. Mi spieghi cosa c'entri tu con il mulo? Chiedilo a Cristina. Ho capito. Allora Cirillo, orecchie, Suono, Arpa. Angeli. cielo, nuvole. Temporale. Ma allora ricominciamo tutto da capo. Non ti distrarre che quasi ci siamo. Allora, temporale, arcobaleno. tesoro, Cosa avete detto? Temporale? Arcobaleno? Tesoro? Ragazzi, ci siamo! Non ci capisco più niente. Nemmeno noi. È chiaro! Cosa dice la frase misteriosa? Dice, se il tesoro vuoi avere, cerca dopo il temporale. Bene! Che cosa si vede a volte dopo il temporale? L'arcobaleno.
E cosa dice un'antica leggenda? Cosa dice? Dice che dove nasce l'arcobaleno c'è un tesoro, una pendola piena di monete d'oro. Pagina 85. Adesso che il professor Von Test ci ha aiutato a leggere il messaggio misterioso, cosa facciamo? Andiamo di corsa dal capo a dirglielo. Io propongo di dire niente e di andare alla ricerca del tesoro. Sì, ma dove? Dove nasce l'arcobaleno si intende. Ma non sappiamo dove. Dobbiamo fare un piano di ricerca e fissare un punto in cui poi ritrovarci. Ma attenzione, tutto deve essere fatto nel massimo segreto. D'accordo! Io credo che siano tutti ammattiti improvvisamente. Com'è possibile? Cirillo, Filippo e Saverio partono senza dire niente per andare alla ricerca di un tesoro. Proprio così? Non riesco a crederci. E però questa volta, capo, devo dire che non riesco a dare torto a Filippo. Perché? Lo sai benissimo. È stato ferito nel suo orgoglio e così ha voluto dimostrare che anche lui è capace di pensare e di agire. Ma hanno almeno lasciato un indizio? Che cosa sapete, Von Test? So solo due cose. Prima sono andati alla ricerca di tesoro che si trova alle origini dell'arcobaleno. Un tesoro? Già, un tesoro, perché non lo sapevate? Secondo, so con quali mezzi sono andati, ma non so dove. E quali sono questi mezzi? Filippo mi ha mandato questi disegni e questa casetta. Mi faccia vedere. Qui ci sono un treno, un'automobile e una nave. Ascoltiamo la cassetta. Capo, sente questi rumori? Non sono i miei pensieri, ma dei mezzi di trasporto. Non è difficile individuarli, ma se proprio non ci riesce, le farò sentire delle canzoncine che serviranno a riconoscerli. Così saprà con che mezzo siamo partiti. Siete pronti? Cirillo è partito con... Io sono partito con...
Saverio è partito con... È chiaro? Sarà meglio che vi dica quali erano le risposte giuste. Cirillo è partito con la nave, io sono partito con il treno e Saverio con la macchina. E ora Cirillo vi farà ascoltare una bella canzone di Cristina. Che ne dite? Pagine 86-87. Cristina, che emozione! Ho le manone grosse! Posso schiacciare i tasti con la codina? E va bene, dai. Dunque, ho un computer per amico, ma però che strano tipo. Lui non mangia, lui non dorme, e la sua memoria è enorme. Certamente è laureato, perché in tutto è preparato. Tante cose mi ha insegnato, vita è il nome che gli ho dato. Vita risponde a tutto, senza mai sbagliare. Vita è un gran campione, proprio da imitare. Digita istruzioni nel suo cervellone, quindi in 2 secondi ti do la soluzione. Tastierina. Bit risponde a tutto, senza mai sbagliare. Bit è un gran campione, proprio da imitare. Digita istruzioni nel suo cervellone, quindi in 2 secondi ti dà la soluzione. Sono stufa di giocare e adesso vorrei fare una bella canzoncina per la dolce mia mammina. Spiego a me cosa ci vuole per comporre la canzone. Tanto affetto e tanto amore, come sento nel mio cuore. Bit risponde a tutto, senza mai sbagliare. Bit è un gran campione, proprio da imitare. Ma per la canzone Bit rimane muto. Il tasto dell'amore per lui è sconosciuto. Ho capito chiaramente, Bit dunque solamente un computer che è perfetto, ma non sa cos'è l'affetto. L'ha scoperto, mi ha colpito, perché Bit è un vero amico, ma purtroppo non ha un cuore per sentire un po' d'amore. Bit risponde a
pagine 88-89. Questa volta Filippo l'ha fatta proprio grossa, non riesco a crederci, ma quando mi capita tra le mani... Oh, insomma, capo, finiscila. Non devi prendertela sempre con Filippo. Questa volta non riesco proprio a dargli torto. Ha voluto dimostrare che è capace di fare le cose come noi e anche meglio. Va bene, ma adesso dobbiamo scoprire dove sono finiti. Speriamo che abbiano il buon senso di mettersi in contatto con noi. Ehi, guardate! Ma quelle sono le orecchie di Cirillo! È vero! C'è un messaggio! Presto, prendetele! Ma che fanno? E non si lasciano prendere? Eccole, dai! Oh, c'è anche una cassetta! Sono sparite di nuovo. Per fortuna siamo riusciti a prendere il foglio e la cassetta! Ma questa è New York! Presto, ascoltiamo la cassetta! Per non farvi stare in pensiero abbiamo pensato di mandarvi un messaggio. Ma come vedete ci troviamo a New York, nella grande mela. Noi il tesoro l'abbiamo trovato. Ah, sì, la pentola piena di monete d'oro. Ma non era una vera pentola e non erano vere monete d'oro. Vi chiederete cosa possa essere questo tesoro che si trova ai piedi dell'arcobaleno. Lo capirete se riuscirete a risolvere il nostro test. Guardate alle pagine 88 e 89. Vedete che ci sono dei disegnini numerati e delle caselle? Voi dovete rispondere alle domande che vi porremo e via via segnare nelle caselle il punteggio ottenuto. Alla fine vi daremo altre istruzioni su ciò che dovete fare. Domanda numero 1. Vedete questo simbolo? Se vi pare che sia una chiave, segnate un punto nella casella. Se vi sembra una S maiuscola, segnate 2 punti. Se vi sembra una chiave di violino, 3 punti. Domanda numero 2. Ascoltate il suono di questo strumento. Se è una tromba, segnate 3 punti. Se è un contrabbasso, 2 punti. Se è un violino, segnate 1 punto. Domanda numero 3. Chi sono questi due? I 4 guastatori, 3 punti. 2 strani tipi, Goldenberg e Smoile, 2 punti. La Bella e la Bestia, 1 punto. Domanda numero 4. Che cosa sono queste? Se sono 2 crome, segnate 2 punti. Se sono 2 semicrome, segnate 1 punto. Se sono 2 nere, segnate 3 punti. Domanda numero 5. Che canzone è questa? Pulce, 1 punto. La Bella Famiglia, 3 punti. Fra Martino, 2 punti. E domanda numero 6. Che cos'è? Una nera, 1 punto. Una bianca, 2 punti. Una tonda, 3 punti. Domanda numero 7. Chi è questo personaggio?
Tobia, 1 punto. Geremia, 2 punti. Isaia, 3 punti. Domanda numero 8. Che cos'è? Una anne nera, 1 punto. Una totonda, 2 punti. Una bianca, 3 punti. Domanda numero 9. Che strumento è questo? Un pianoforte, 1 punto. Una chitarra, 2 punti. Un flauto, 3 punti. Domanda numero 10. Che nota è? Se rispondete fa, 2 punti. Se rispondete mi, 3 punti. Se rispondete sol, 1 punto. Domanda numero 11. Che canzone è questa? Cucaburra, 3 punti. I 7 marinai, 2 punti. C'era un re, 1 punto. Ma con quanti punti siete arrivati alla casella numero 12? Fate la somma dei punti segnati nelle caselle. Se il totale è di 21 punti avete trovato il tesoro che si trova ai piedi dell'arcobaleno. Altrimenti... Altrimenti ricominciate di nuovo. Se il vostro punteggio non è 21, avrete sicuramente commesso qualche errore. E se proprio non riuscite a capire dove avete sbagliato, guardate la soluzione a pagina 96. Diavolo d'un Filippo, questa volta devo dire che mi ha fatto un bel giochetto. È vero, ma non ci hanno detto cos'è questo tesoro. Proviamo a sentire la cassetta, forse c'è una soluzione. Giusto, ascoltiamo. So già che qualcuno vorrà avere tra le mani la pentola piena di monete d'oro. E il fatto è che nessuno è mai riuscito ad arrivare ai piedi dell'arcobaleno e nessuno ha trovato la pentola d'oro. Allora, dirà qualcuno, ma cosa abbiamo giocato a fare? Si può sapere cosa c'è in questa pentola misteriosa? Ve lo diremo subito. Nella pentola misteriosa c'è... La fantasia! Cosa ne dici, capo? Ti danno ancora fastidio le idee rumorose di Filippo? Va bene, ho sbagliato. Vi giuro che non si ripeterà più. Pagine 90-91. Le canzoni di Gioca e Suona. Arcobalenata. Mi sbaglio o parlavate di arcobaleno poco fa? Arcobaleno. Ma cos'è? Bene, vedo che avete sempre voglia di scherzare. Ve lo spiego io cos'è l'arcobaleno. E con questa bella canzone. L'arcobaleno rosso e violetto gira nel cielo, poi scende sul tetto. Sopra quel tetto c'è un grosso gatto che guarda in cielo col bafo distratto. Guarda nel cielo la bianca luna e da lei chiedo un po' di fortuna. Ma la fortuna arriva per tutti, sia per i belli che per i brutti. Se tu sei brutto non ti cruciare, puoi andare in bici e anche cantare.
Pagine 92-93. Le interviste di Cristina. La musica jazz. Oh, when the Saints, they go marching in. Now when the Saints go on marching in. The Lord, wanna be in that holy righteous number. When the Saints go marching. Ed eccoci a New York per recuperare Cirillo, Filippo e Saverio. Non potevo certo lasciarmi sfuggire l'occasione per fare una bella intervista alla signora. No, niente signora. Chiamami semplicemente Jazz. Con me ogni formalità è superflua. Oh, ti ringrazio, così mi sento più a mio agio. Io sono una super fanatica del jazz e vorrei che anche i nostri amici imparassero a conoscerti. Mi farebbe un enorme piacere. Allora cominciamo con le tue origini. Come e quando sei nata? Tutti sanno che in America ci sono moltissimi negri, i quali però non sono sempre stati in quel paese. Vivevano in Africa tanto tempo fa, ma ad un certo momento furono presi, incatenati e portati in America per lavorare come schiavi nelle immense piantagioni di cotone. Ecco, il jazz è nato dall'incontro tra il mondo e la cultura musicale africana degli schiavi e il mondo e la cultura musicale dei bianchi. L'origine del jazz è nella fusione di questi due diversi tipi di musica. E poi vennero i grandi maestri del jazz. Sì, ma non corriamo. All'inizio la musica jazz era semplicemente un canto, così. È bellissimo, e poi? Dopo la guerra tra i nordisti e i sudisti che diede la libertà agli schiavi, si formarono le prime bande di jazz a New Orleans, un importante porto fluviale della Louisiana. Fu là che ebbe inizio la vera storia del jazz. Gli strumenti più diffusi erano la cornetta, il clarinetto e il trombone. Al ritmo pensavano il bassotuba e il banjo. Andavano bene per ogni occasione e cerimonia, dai matrimoni ai funerali. E poi vennero i grandi maestri del jazz, o no? È proprio come dici tu, vennero i grandi maestri. E come Louis Armstrong? Esatto. E come Duke Ellington? Proprio così.
anche come Ella Fitzgerald? You do something to me, something that simply mystifies. E Ray Charles? Io devo andare, ma tu continua pure. Arrivederci. Ehi, un momento, non abbiamo finito. Ciao, ci vediamo stasera. Wanna be in that holy righteous number. Yes, sir. When the saints, whoa, when they crown him, Lord, Lord. You know they're gonna crown him Lord of Lords. Pagine 94-95. Il teatrino di Gioca e Suona. Platero, la ninna nanna. Oggi è un giorno di festa per me. Sapete perché? È tornato un amico. Vi ricordate Platero, l'amico del poeta Jiménez? Ci aveva promesso che sarebbe tornato ed eccolo qui, con noi. Sapete, Platero è come un bambino e perciò ama tanto sentir cantare la ninna nanna. E ascoltando una ninna nanna gli è capitato anche questo. Ascoltate. La ragazzina del carbonaio, graziosa e sporca come una moneta, lucidi neri occhi, sprezzano sangue le labbra scure tra la fuligine. Se ne sta sulla porta della capanna, seduta su una tegola, per far dormire il fratellino. Vibra l'ora di maggio, ardente e chiara come un sole interno. Appassionata e dolce, la carbonaia canta.
Pausa. Il vento tra i rami alti. Il vento. Platero che cammina mansueto tra i pini bruciati si accosta poco a poco, poi si butta sulla terra fosca e alla lunga cantilena materna si addormenta, proprio come un bimbo. Pagina 96. Capo, è accaduto un fatto assolutamente inspiegabile. Calmati, Perry. Vuoi bere qualcosa? Sì, un bicchiere di latte. Come mai? No, ho smesso di bere whisky. Ah, questa è una buona notizia. Col fumo come andiamo? No, ho smesso anche con quello. Ah, bravo, Perry! Ora sì che sei dei nostri. Ragazzi, ma io avevo qualcosa da dirvi. Era una cosa importantissima e adesso... E adesso? Non me la ricordo più. Ma com'è possibile? Un'amnesia. Ci mancava anche questa. Cosa? L'amnistia. Ma che amnistia? Amnesia! Ma che cos'è? Quando non ti ricordi qualcosa si dice che hai un'amnesia. Ma è una parola difficile. Come faccio a ricordarmela? Come faccio a dire che ho un'amnistia? Amnesia. Che ho un'amnesia se non mi ricordo la parola per dirlo. Allora si può sapere che cosa hai dimenticato. Bambini, vi prego, aiutatemi voi.